Ciao Carlo, Carlo Porta intendo ovviamente. Ciao Carlene, come avevamo annunciato i giorni scorsi, oggi 5 gennaio 2021 ricorrono i 200 anni dalla morte di Carlo Porta, poeta milanese, uno fra i più grandi, sicuramente il più conosciuto. Ce ne sono altri molto bravi, molto importanti, fra poco li citeremo fra l'altro. Il nostro Carlene ha lasciato tante poesie, tanti versi. Abbiamo già detto che per ricordarlo occorrerebbero tante parole, anche tante ore per parlarne. Come odier, fem quel che podum, facciamo quello che possiamo. Questa sera, tra le tante sue opere che si potevano citare, a parte quelle molto lunghe che occorrebbero veramente tanti minuti per recitarle, mi è venuto in mente, proprio perché parlavamo adesso di altre scritture, quel sonetto che comincia col verso Varun mach balestrer tan separin. Come capita anche per altri brani del Porta, il titolo è dato dal primo verso del sonetto con cui della composizione. Non sempre lui gli ha dato un titolo vero e proprio. Nella raccolta incomincia così. Perché ho scelto questo? Perché ci colleghiamoci a quello che ieri abbiamo detto ieri, o collegare Carlene con Theater 3, cioè con Dunley Sander, Alessandro Manzoni, con Mili, Emilio De Marchi e con Giusafat Rotondi. Abbiamo spiegato nel video di ieri i collegamenti con questi scrittori, persone che o sono state a lui contemporanee come il Manzoni, oppure nate successivamente al Porta, collegate appunto dalla milanesità, dal fatto di essere del poeta ambrosiano come lui. Ma lui in quel che suonet che comincia proprio il primo verso con Varun mach balestrer tan separin, cioè lui elenca 5 scrittori del milanese, e il sonetto è dedicato proprio a questo, al fatto di commemorare, di ricordare, di rimpiangere, anche di dire va, purtroppo non ci sono più, però non è un rimpianto fine a se stesso, perché dice questi scrittori hanno fatto la nostra storia, e poi dice però c'è qualcuno che tiene viva la tradizione milanese della lingua, e Porta, ecco, diciamo modestamente non dice il sesto sono io, ma cita un altro scrittore che adesso diremo. E poi, siccome come c'era nell'antichità le 7 meraviglie del mondo, e disse questi qui i 7 meraviglie di Milano, le 7 meraviglie di Milano, il settimo ci metterà il Duomo alla fine. Quindi è un sonetto che praticamente contiene le grandi tematiche di Porta, appunto l'essere milanese, la milanesità, l'ambrosianità, la lingua milanesa, il milanese come maniera di esprimersi, di parlare, di scrivere, la letteratura milanesa, quindi gli scrittori che datano almeno dalla fine del 500, anzi del 400, scusate, i primi esempi inizi 500, le tematiche che lui tocca, per cui la critica sociale, la situazione sociopolitica del suo tempo, eccetera, anche se qui sono appena toccati, i luoghi di Milano, perché oltre al Duomo cita per esempio anche Brera, e vedremo in che senso. Quindi veramente un po' tutto quello che è l'insieme dell'opera portiana. Siccome è un milanese di 200 anni fa, con espressioni che o sono desuete o sono decadute, oppure magari non sono molto note, oppure in linguaggio poetico magari non sono molto chiare, cerchiamo di spiegare qualcosa prima di leggere questo sonetto. Magari la roba la sarà un po' lunga, però avevi visto che i di Passau fa dei video
piuttosto que le temps de 20-30 secondi, 40, un minuto, 2 minuti, questo è un po' più se lungo, però per chi ama il milanese secondo me è interessante. Ora lui cita appunto questi scrittori, il Varun milanese, che sarebbe lo pseudonimo di Giovanni Capis da Domodossola, che fu quello che scrisse una prima sorta di dizionario del milanese, e siamo appunto nel XVI secolo. Poi dice Carlo Maria Maggi, grande scrittore milanese che insegnava alle scuole palatine, quindi era uno che sapeva di greco, di latino oltre che di italiano, e che però si dedicò appunto al milanese negli ultimi decenni della sua vita a scrivere poesie e commedie milanese. È quello che mette un po' anche Meneghino nelle sue opere. Balestrer, Domenico Balestrieri, Carlo Antonio Tanzi, il Tans, e il Parini, Giuseppe Parini, che per chi ha studiato un po' di letteratura italiana è molto più noto, perché Parini è più noto per la sua produzione in italiano. Ecco, il Maggi è proprio del 600, nato e morto nel XVII secolo, Balestrieri, Tanzi e Parini sono del 700, e praticamente gli ultimi due muoiono quando il Porta è piccolo, è bambino praticamente. E quindi Porta si sente questi grandi uomini, infatti li chiama cinque umenuni, cioè grandi uomini, e questo termine umenuni sicuramente richiama anche il cosiddetto Palazzo degli Omenoni o la via Omenoni che c'è a Milano, in centro, zona Piazza Belgioioso. C'è questo famoso palazzo che fu progettato dall'architetto, scusate, le opere vengono realizzate dallo scultore Leone Leoni, e questi omoni, queste specie di cariatidi che sostengono sembrano sostenere la casa, e infatti li chiama umenuni de spalera, cioè di spalliera, perché proprio lì si vede queste statue che fanno lo sforzo di tenere su tutto, diciamo, l'edificio soprastante. E dice questi cinque uomini sono la gloria della nostra lingua meneghina, purtroppo sono morti. Però dice, se sono state spente queste torce, quelli che le chiamo turcion, cioè delle torce, delle lampade molto grandi con tanto di stoppino, però per fortuna non siamo persi. E qui usa questo termine furnibrera, dove fornì nel milanese classico non vuol dire fornire, ma vuol dire finire. Quindi furnibrera vuol dire essere alla fine, terminare, aver finito. Perché? Perché Brera, quella attualmente la via Brera con l'Accademia eccetera, con la Pinacoteca, Brera era un luogo di cultura, perché era stata sede di istituzioni culturali e artistiche curate dai gesuiti, e comunque era proprio, diciamo, un po' un centro culturale. E per il milanese furnibrera vuol dire abbiamo finito, cioè non abbiamo più cartucce in serbo, perché era un po' il cuore pulsante della cultura milanese. Quindi dice, è no furnibrera, cioè non siamo alla fine. Perché? Perché abbiamo ancora acceso una lanterna che riverbera i veder de minera, lui dirà, cioè di miniera vorrebbe dire di mica, cioè di minerale estratto che riluce, che dà luce, che brilla. E questa luce che brilla, dice Porta, è il padre Garioni, domenicano. E anche qui ecco un'altra tematica che nella poesia del Porta ricorre, cioè questi ecclesiastici, questi religiosi, che lui a volte critica, ma non perché lui fosse contro la religione, ma perché erano persone, in altre poesie, che non facevano il loro dovere, era in fra, era in suori, ma si comportava no come doveva. Invece questo padre Garion è apprezzato non solo perché fosse un bravo
sacerdote, ma perché è uno che si dedicava al milanese, alla lingua milanese. Ne parleremo magari altre volte, però è autore citato anche dalle antologie milanesi, quindi, ed era suo contemporaneo, quindi dice c'è qualcuno ancora adesso che tiene vivo il milanese. E su questo, come dicevo prima, Porta non diciamo, è umile, comunque non è così presuntuoso da dire est sum me, che adesso, anche se lui sapeva benissimo di essere di valore, quanto valeva lui come scrittore, però giustamente non si mette, diciamo, lui in prima fila, ma dice abbiamo qualcuno che tiene vivo il milanese. Certo, a suo tempo c'erano anche altri, c'era anche il suo amico Tommaso Grossi, ha voluto mettere questo padre. E così dice, abbiamo così le 7 meraviglie, quindi quei 5 che ormai sono morti, dice come se fossero vivi, perché in realtà nella nostra memoria, nella nostra cultura ci sono ancora, quindi il varun milanese che la cominciamo già a scrivere come se scrivi in milanese certi rob, e questo la diceva 300 anni prima del Porta, il Mage che l'ha scritto 50 anni prima, e gli altri scrittori, cioè, per noi sono ancora delle meraviglie, perché le loro opere sono rimaste, ovviamente. Quindi abbiamo i 7 maravei inca nostrici, i Princinc, quella che ha citato, lui ses, il padre Garion, e 7 il Dom. E il Dom è l'ultima parola di questa poesia, che appunto è dedicata in realtà alla poesia milanese. Anche qui poteva citare un altro, ripeto, non ha messo se stesso, ma mette il Duomo perché evidentemente vuol dire il Duomo, che è la cattedrale, quindi è l'espressione della Chiesa ambrosiana, della religione, della fede in Dio, della Madonnina che c'è sulla guglia, eccetera, ma che in realtà è un simbolo della Milano di tutti, anche i non credenti. Per i non credenti il Duomo è il simbolo di Milano. E quindi dice, le persone sono equiparate, sono accomunate come simboli di Milano, quindi come delle meraviglie. Il Duomo è una meraviglia dal punto di vista architettonico, dal punto di vista monumentale, con tutte le persone che ci hanno lavorato, architetti, muratori, scalpellini, scultori, pittori, tutte le varie professioni, e però il Duomo viene, diciamo, messo insieme a questi scrittori, di cui appunto 5 sono ormai fra i più, per così dire, e il padre Garioni è il vivente. Ecco, ripeto, questo sonetto mi sembrava appunto rappresentativo, perché ripeto c'è dentro, oserei dire quasi tutto, insomma un po' delle tematiche portiane. Soprattutto c'è in rilievo l'importanza della lingua del milanese, che è il linguaggio milanese, no? Quindi non è un dialetto, è una lingua. Qui potremmo stare a discutere, però non possiamo aprire chiaramente quel dibattito. Vide cos'è il disle di questi umenuni. Varun, Match, Balestrer, Tans e Parin. 5 menoni propri de spalera. Gloria del linguaggio nostro meneghin. Gesù sim mort, e in sci nul fides vera. Ma sim mort sti turcion de tanc stupin, nan per quest se podì che in forni brera. Gema mopis un fiur de lanternin, cui reverber e i veder de minera. Gem un pader Garion domenican, vivente, che il Signor ne la dà apposta per conservare la gloria de Milano. In sci non meneghit con sto bravo uomo, gem i 7 maravei tutti in ca nostra, i Princinc, Luche Ses e 7 e il Dom. Ecco, vedete, al verso 10 lui ritiene il padre Garion un dono del Signore, gliela dà apposta, sem alla vigilia dell'Epifania, e come i re Magi portavano i doni a Gesù bambino,
in sci e disse il porta a portare il signor a portare che il donkey per la lingua milanese. Anticipazione sull'Epifania, il collegamento, il rapporto di Milano con i magi è molto forte, anche questo ne dovremo parlare in altro momento evidentemente. Noi sappiamo che i magi erano, le reliquie dei magi erano in Sant'Eustorgio, tuttora ce ne sono alcune parti. Certamente il Porta era molto legato a questa tradizione, perché adesso questa tradizione magari si è un po' persa, ma i milanesi erano molto legati ai magi, tant'è vero che spesso chiamavano i figli con i maschi, ovviamente i figli con i nomi dei re magi, tant'è vero che i famosi Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, i tre figli maschi della famiglia Porta, quindi fratelli di Carlo, uno si chiamava Baldassarre, un altro Gaspare, e lui fra gli altri nomi lui era Carlo Antonio Melchiorre Filippo. Quindi evidentemente questa tradizione, questo legame con i re magi era molto forte, e qui uno può credere al destino, al caso, alla provvidenza. Io dico, la provvidenza forse ha voluto che il nostro Carlo dovesse lasciare questa terra proprio alla vigilia dell'Epifania. Lei sta accompagnando, mi credo in paradiso, comunque lei sta accompagnando in dell'ultimi viaggi dai re magi, che lui portava il nome di tre. Mi credi, speri che il Carlin, che come tu che avrà fatto i suoi sbagli, è un uomo, mi speri, credi che sia in paradiso, e che appunto sia sta portata dai re magi, che gli aspetta un domani, anzi stanotte, per portare i belli e i bambini. Intanto veniamo avanti, veniamo innanzi a ricordare il Carlin Porta ai 200 anni dalla morte, il Carlin che però per noi che le vi fanno come i famosi 5 minoni che lui la nomina prima del suo sonetto. Mi speri che sia stata bella questa cicciarada, anche se magari un po' lunghetta, però per questo anniversario del Porta mi pareva necessaria e proprio bella. Grazie a tutti, a presto, ciao!